Corriere del Veneto, domenica 5 febbraio 2023. Le preoccupazioni di Paolo Egonu per il futuro dei suoi figli e la società variopinta che ci aspetta. Cara Paola, ti scrivo. Cara Paola, la società che ci aspetta sarà variopinta e l'impegno che tutti noi insieme dobbiamo prendere è adoperarci affinché sia anche accogliente e inclusiva. In questi giorni le testate giornalistiche nazionali stanno dando giusta enfasi alla tua riflessione su una possibile maternità futura, laddove dici: non so se valga la pena avere un figlio nero in Italia, non voglio che passi lo schifo che ho passato io. La questione che poni ha il pregio di non lasciare indifferente chi la legge ed è scolpita negli episodi che hai vissuto durante l'infanzia e la giovinezza, che rimangono un monito per tutti. Ma c'è dell'altro. La perentorietà del tuo sfogo si specchia nel fatto che la nostra Italia, la tua e la mia, appare più come paese di transito piuttosto che come paese di destinazione per i flussi migratori dal continente africano e asiatico. In parte ciò è dovuto alla posizione geografica, ma è anche vero che le classi dirigenti degli ultimi decenni non hanno saputo avviare politiche per biasimare, confinare e sradicare la tendenza ad etichettare i migranti come persone poco gradite o addirittura sgradite. Adesso però distogliamo lo sguardo dallo specchietto retrovisore, perché davanti a noi c'è una strada tutta da percorrere, che porta dritta verso la società variopinta. Nel futuro che ci aspetta, ne sono certo, i tuoi figli non subiranno l'onta dell'esclusione per il colore della pelle e non passeranno lo schifo che hai dovuto passare tu. Ti dico perché, parlandoti di me. Io sono un professore universitario. Lo scorso novembre ho iniziato il mio corso di imprenditorialità e in aula avevo 76 persone di 33 nazionalità diverse, di cui 18 tra Africa, Asia, Sud America e America Centrale. Questo microcosmo variopinto, con lineamenti e tratti molto diversi, è un autentico laboratorio a cielo aperto per progettare e sperimentare politiche di accoglienza e di inclusione. Se stai pensando che l'ambiente accademico è ovattato e non rappresenta in pieno quel che succede nel mondo reale, ti dico che hai ragione. Ma converrai con me che i miei 76 pupils sono i principali agenti di quel cambiamento sociale che noi due e molte altre persone auspichiamo. L'impegno che dobbiamo prendere insieme, cara Paola, è fare in modo che al termine degli studi tutte queste persone siano assunte nelle nostre imprese, nelle nostre istituzioni locali e possano mettere su famiglia qui. Saremo una classe dirigente all'altezza se nel giro di qualche anno aumenterà in modo significativo la varietà di nuance, la varietà cromatica nei ruoli che incidono sulle scelte sociali, economiche e politiche. Paola, è solo questo il modo per dare il futuro che si merita sia alla tua creatura, sia, a dire il vero, anche a mio figlio. Io sono padre adottivo di Kena, un bimbo etiope giunto in Italia un lustro fa, alla soglia dei 5 anni. Kena si definisce marrone. Disegna se stesso di colore marrone e i noi genitori di colore rosa. Usa l'espressione i marroni per indicare persone con la pelle del suo stesso colore. Da quando è nel nostro paese non abbiamo sperimentato e non ci ha mai raccontato episodi di esclusione sociale connessi al colore della sua pelle. La ragione? Tra te e Kena ci sono 15 anni di differenza e in questo arco di tempo la società civile, a volte anche senza il supporto della politica, ha sviluppato pratiche di accoglienza e di inclusione che a mio figlio danno la certezza che tra marrone e rosa non c'è differenza e a noi genitori la serenità di avergli dato il futuro che si merita, incluso un disegno di uno dei suoi idoli, Spider-Man, con il volto marrone. La società variopinta valorizza e non annulla le identità.